Tutto ciò che è legato alla Prima Guerra Mondiale rappresenta un enorme patrimonio storico e culturale che va conservato, valorizzato, condiviso. Un percorso di pace che muove le persone alla scoperta di luoghi testimoni di un passato di sofferenze, che ci portano a riflettere sull'importanza della pace tra i popoli. Paesi che hanno scelto di unirsi nel rispetto e nel reciproco aiuto, diventando tra essi solidali e condividendo quei valori che permettono alla fratellanza di essere il fondamento del presente. Questo è il MUB, Museo della Bonifica di San Donà di Piave, istituto culturale dedicato all'antica lotta tra l'uomo e l'acqua, che fin dai tempi antichi fu risorsa e minaccia allo stesso tempo. La bonifica permise nei secoli la trasformazione del territorio, rendendolo un luogo adatto all'insediamento delle popolazioni. Il primo conflitto mondiale, al quale è dedicata una sezione del museo, ha compromesso e in parte distrutto gli interventi realizzati fino ad allora, riportando le paludi e compromettendo gli argini, creando l'habitat per il ritorno della malaria. Le vicende dell'aviatore Giannino Ancillotto, asso e medaglia d'oro, e l'esodo dei civili costretti all'abbandono forzato durante l'occupazione austro-ungarica del 1917 completano un racconto carico di sofferenze e restrizioni. La Grande Guerra viene raccontata attraverso oggetti, fotografie e altri materiali relativi alla vita quotidiana del soldato, che proprio sul Piave si trovò a combattere, in trincea, avvolti dal fango, sotto i bombardamenti. I soldati hanno imparato a condividere tutto, a darsi conforto e sostegno. Hanno imparato ad essere fratelli. Proprio in quelle trincee e in condizioni disumane è nato quello spirito di fratellanza che ha unito i popoli. Nel 2018, in occasione del centenario della Grande Guerra, la regione del Veneto ha deciso di proclamarsi terra di pace, a memoria delle sofferenze vissute dai territori e dalle popolazioni.